Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Il centrodestra siciliano non chiude l'accordo. Il tavolo regionale del centrodestra si impantana, non riuscendo a chiudere l'accordo regionale. Manca Catania perché Fratelli d'Italia non ha ancora avanzato la propria proposta. Viene quindi emesso un comunicato in stile Doroteo che annuncia la chiusura generale per il prossimo mercoledì e intanto si rende noto l'accordo su Trapani, Ragusa e Siracusa e con questa scelta parziale si rischia di offrire l'alibi per future e peggiori spaccature. Bomba sulle elezioni catanesi, Bianco incandidabile. La sezione d'appello della Corte dei Conti, accogliendo la richiesta della Procura, ha dichiarato Enzo Bianco incandidabile per i prossimi 10 anni, insieme alla sua giunta del 2013-2018 a causa del dissesto finanziario del comune di Catania. Bianco aveva annunciato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni comunali. Non entriamo nel merito della vicenda, ma non possiamo non osservare che una sentenza della magistratura, in questo caso contabile, irrompe in una campagna elettorale con l'effetto, certo non voluto ma oggettivo, di colpirne uno dei principali protagonisti. Schifani durissimo con l'azienda siciliana trasporti. Il presidente della regione Renato Schifani ha rilasciato una durissima dichiarazione nei confronti dell'AST. Il consiglio d'amministrazione dell'azienda siciliana trasporti deve essere revocato, ha detto Schifani, a causa della palese violazione dei termini di legge per l'approvazione del bilancio 2021. Il governatore ha chiesto la convocazione urgente dell'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori. Ricordiamo che la Regione detiene il 100% della proprietà della società. Stabilizzazione dei precari Covid. Siglato tra Regione Siciliana e organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa per la stabilizzazione di tutto il personale precario impegnato durante l'emergenza Covid. Il documento prevede l'assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale reclutato. La stabilizzazione dovrà avvenire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni delle aziende. Hanno firmato 5 sindacati, mentre altri 13 si sono rifiutati a causa della mancata sospensione dei concorsi in itinere. Il ministro Guido Crosetto inaugura caserma a Partinico. Sono qui per dire che lo Stato è presente con maggiore forza e mettendoci la faccia nelle parti d'Italia che hanno più difficoltà e riaffermare con una stazione dei Carabinieri nuova la forza della legalità e dell'impegno dello Stato per la legalità e la giustizia. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto durante l'inaugurazione della nuova caserma di Partinico, costruita su un terreno sottratto alla criminalità. Il ministro ha anche visitato la caserma del quartiere San Filippo Neri nella villetta confiscata alla mafia dove aveva abitato Riina e le caserme di Piana degli Albanesi e di San Giuseppe Jato e si è recato inoltre al Cippo di Portella della Ginestra. Decreto Ponte sullo Stretto, Mattarella ha firmato. Gli uffici del Ministero delle Infrastrutture hanno terminato le verifiche sul testo del decreto riguardante il Ponte sullo Stretto, approvato lo scorso 16 marzo in Consiglio dei Ministri. Il presidente Mattarella ha firmato il decreto che nei prossimi giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inizia quindi formalmente l'iter per la realizzazione del ponte. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Per approfondire le notizie andate sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.